Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Nei giorni scorsi Veneto Agricoltura ha presentato il report sulla congiuntura 2019 con le prime proiezioni sul 2020 del settore agricolo regionale. Entriamo adesso più nei dettagli con delle pillole dedicate ai diversi comparti e siamo con il collega, il dottor Nicola Severini dell'Osservatorio Socio-Economico di Veneto Agricoltura, che si occupa proprio del settore della pesca, e quindi oggi parleremo più in dettaglio del comparto della pesca. Nicola, grazie per essere qui. Il comparto della pesca, che è un settore che negli ultimi 10 anni ha conosciuto delle difficoltà. Per quali motivi? Sì. Le difficoltà si possono ascrivere essenzialmente a un eccesso produttivo avuto all'inizio degli anni 2000 che l'Europa ha risposto con un contingentamento del numero dei pescherecci, quindi la flotta è molto diminuita nel frattempo per diminuire lo sforzo di pesca e per permettere agli stock, alle risorse ittiche di potersi riprodurre e di non essere in pericolo di estinzione. Ho capito, quindi l'Unione Europea comunque alle origini, diciamo, di queste difficoltà, ma c'erano dei motivi. Ha riallineato un po' i mercati. Sì. Entriamo nel 2019. Com'è andato nel 2019 il settore della pesca veneto? Allora, il settore della pesca veneto, come dicevamo, un po' in altalena, con comparti che salgono e altri che scendono. Parliamo di un comparto che sfiora i 200 milioni di euro del primario di produzione, corrispondente più o meno al 3% del primario intero veneto. Allora, la flotta con i suoi 652 pescherecci del 2019 è scesa di un ulteriore 0,9%, ma rimane stabile negli ultimi 5 anni, quindi intorno alle 650 unità. Scusa Nicola, per flotta sì. Intendi dire la flotta regionale che comprende le 6 marinerie? Sì, le 6 marinerie di Venezia, Chioggia. Sì. Parliamo di flotta marittima, quindi solo delle barche che escono in pieno mare a pescare. E quindi diciamo delle 6 marinerie, Venezia, Chioggia, Caorle, e poi ci sono quelle del Polesine, quindi Portoviro, Villa Porto Tolle e Scardovaro. Complessivamente dicevi 600 barche. 652 barche. 652 barche. Mentre le imprese del primario, quindi quelle che vendono il pesce tal quindi pesche e acquacoltura, sono 3.082 e sommano un più 0,6%. Mentre se consideriamo anche le ditte interessate dalla trasformazione e dal commercio del pesce, arriviamo a 3.802 unità con un più 0,6%. Mentre per quanto riguarda la produzione locale, quindi lo sbarcato delle marinerie locali del Veneto, la produzione nell'ultimo anno è stata di 20.915 tonnellate ed è aumentata del 5,7%, aumento del 4,7% anche per il fatturato. Però sappiamo che in Veneto abbiamo due grossi mercati ittici, Chioggia e Venezia, che oltre allo sbarcato locale trattano anche prodotti di provenienza nazionale ed estera. In questo caso arriviamo ad una produzione complessiva di 29.200 tonnellate circa, con una crescita annua dell'1,8% ed è un fatturato che dai 50 milioni del prodotto locale sale fino a 109 milioni, ma in questo caso è avuto un calo dell'1,5%. Benissimo. Riusciamo a fare una distinzione di questo tipo, e cioè qual è il pescato che entra nei 6 mercati regionali e qual è invece il prodotto che arriva da fuori, dall'Italia o dall'estero? Sì. Allora, diciamo che la produzione locale, quindi lo sbarcato locale, è quella l'unica che entra nei mercati più piccoli, quindi parliamo di Scardovari, di Portoviro, mentre Pila ha già un mercato molto importante per quanto riguarda il pesce azzurro, quindi lì parliamo di quantitativi molto elevati. Mentre dicevamo che a Chioggia, a Venezia, si tratta, perviene anche del pescato di provenienza nazionale ed estero. Preeminente la quota estera nel mercato di Venezia, mentre in quello di Chioggia prevale la quota del pescato locale. Ecco, ascolta, questa è un po' la fotografia di quanto è accaduto nel 2019.
Il 2020 invece purtroppo, lo sappiamo bene, ha coinciso questo primo periodo con la crisi dovuta al coronavirus, al Covid-19. Sì. La chiusura dell'Horeca, cioè degli hotel, dei ristoranti, del catering, ha comportato veramente grosse difficoltà, ha portato grosse difficoltà al comparto della pesca. E abbiamo anche qualche numero. Certo, diciamo che la prima parte dell'anno, i primi 3 mesi per i mercati principali del Veneto, quindi parliamo di Chioggia e Venezia, a Chioggia si aveva praticamente un 48,6% in volume e un 56,6% in meno per gli incassi, mentre Venezia si registrava un meno 45,9% in volume e un meno 43,3% per gli incassi. I prezzi hanno tenuto quelli di Venezia con più 4,4%, mentre sono calati del 15,6% a Chioggia, quindi anche i prezzi sono calati nel frattempo. A questi cali nel primo trimestre si associano anche quelli per quanto riguarda i comparti dei molluschi bivalve, quindi dei cogevo di mare. Lì abbiamo un calo parliamo del 56,9%, mentre per il comparto delle vongole veraci, in quel caso la perdita sale al 60% e un calo dei prezzi del 7% circa. Bene, chiudiamo con un'ultima informazione, e cioè Veneto Agricoltura produce periodicamente dei report dedicati al comparto che troviamo pubblicati sul sito internet appunto dell'Agenzia regionale. Chi è interessato, cosa trova in questi report? Allora, negli ultimi 2 report, uno tratta della marineria di Chioggia, un altro delle 2 marinerie friulane di Marano Lagunare e Grado. In questi report troverete tutte le notizie essenziali del comparto, quindi parliamo di imprese, di flotta, di produzione ittica e anche per quello che riguarda praticamente l'esport, la bilancia commerciale, l'import-export di questi settori. Quindi ricordiamo ancora, sul sito internet di Veneto Agricoltura ci sono questi report dedicati al comparto della pesca con tutti i dati relativi alle 6 marinerie venete, ma noi diamo anche un'occhiata a cosa succede fuori alle regioni limitrofe, quindi Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, in quanto le 3 regioni fanno parte del distretto di pesca nord Adriatico e quindi insieme concertano le leggi quindi che regolano il settore e anche fanno da supervisore per quanto riguarda tutte le componenti del settore ittico dell'Alto Adriatico. Don Nicola Severini, grazie e un arrivederci a tutti e alla prossima occasione.